Antonio Guadagnini, un fiocco tricolore per omaggiare, visto che loro sono stati così gentili con i simboli del Veneto, avete ricambiato? Sì, beh, avete fatto le riprese, è chiaro l'intento di coprire il leone, perché il posto per mettere il baldacchino più avanti nella sala c'era, quindi è stata deliberata la scelta di coprire il leone. E allora, siccome questo è la sede del Parlamento Veneto e il leone è il simbolo del popolo veneto, coprendolo ci hanno dato un messaggio chiaro, vuol dire che il Risorgimento e il Leone di San Marco sono incompatibili, che è esattamente quello che diciamo noi, bisogna però arrivare alla conseguenza finale che è quella di separarci, cioè ce lo dicono loro con le loro manifestazioni che è così, cioè coprono il simbolo del popolo veneto per fare una mostra sul Risorgimento, significa che sono due cose inconciliabili, di conseguenza è meglio che ci separiamo da come ci siamo, l'unione è andata male e ci sarà il divorzio, noi lavoriamo per questo. Leoni a Venezia ce ne sono tanti, questo qua però è un leone particolare perché è il leone che rappresenta la sovranità proprio del popolo veneto essendo al centro del Consiglio regionale. È come se l'Unione Europea avesse deciso di fare una manifestazione, una celebrazione a Roma e fosse andata nell'altare della patria e l'avesse coperto, cioè credo che a Roma si sarebbero incavolati perlomeno. La faccenda è questa, voglio dire, potevano farlo da un'altra parte, potevano usare altri spazi, hanno scelto di coprire il leone per fare una molta sul Risorgimento. Significa, se io copro una roba che non ha niente a che fare, come hanno tentato di spiegarci adesso, hanno detto, ma leone non ha niente a che fare con il Risorgimento. Esatto, allora prendiamo atto di questa cosa e ognuno per la sua strada. Con spiegazioni loro non ne danno, quindi è anche difficile capire cosa c'è nella loro testa, però possiamo immaginare quali possono essere le ragioni di fare un gesto del genere. Ma io credo che appunto, visto che c'è lo spazio per fare il baldacchino da un'altra parte, per metterci la storia del Risorgimento, coprendo il leone, ma poi un signore ce l'ha detto, non so se fosse un organizzatore, a noi sembrava, abbiamo interpellato dei professori, che il leone non avesse niente a che fare con questa mostra, vabbè, ma secondo me hanno ragione, è vero, non hanno niente a che fare. Di conseguenza il Veneto e l'Italia non devono coesistere all'interno della stessa struttura giuridica, questo è il messaggio che noi dobbiamo lanciare. Veneto, Stato indipendente! San Marco!